Sorto come esperimento durante il weekend nella settimana scorsa, l'hub vaccinale di Porta di Ponte è diventato ora un punto di riferimento tra le strutture dell'ASP di Agrigento per chi vuole effettuare il vaccino e magari risiede nel centro storico e di passaggio non si vuole recare al villaggio Mosè perché è impossibilitato. Sarà operativo al momento fino a tutto il mese di settembre. Buoni riscontri ottenuti, diversi tra i giovani, persone di oltre la cinquantina e le donne, di chi si è recato nel posto per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. Una struttura formata da medici e operatori sanitari del 118 che accolgono chi vi si reca. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, speriamo che tutta la popolazione riesca a convincersi e vaccinarsi. Noi siamo qua tutti i giorni, dalle 8 alle 20 e vi aspettiamo. Ecco, cosa deve fare, diciamo, uno che si vuole vaccinare e viene qua? Che tipo di domande vi fa? Insomma, cosa deve fare praticamente? Noi facciamo un'attenta anamnesi patologica, facciamo un'anamnesi anche correlata all'eventuale infezione da Covid, a eventuali contatti con soggetti positivi e se valutiamo che il soggetto ha le condizioni per poter effettuare la vaccinazione, effettuiamo la vaccinazione. Rilasciamo il documento dell'avvenuta vaccinazione. Tutto molto semplice, tutto molto veloce, in 15 minuti facciamo tutto. Che tipo di vaccino date? Il Pfizer. Facciamo sia la prima dose che la seconda dose. Il servizio come sta andando? Viene accolto bene? Da quanto tempo è partito? È partito da una settimana, abbiamo avuto un buon riscontro e quindi ci hanno confermato la postazione per ogni giorno. Era partito soltanto nel weekend, adesso ce l'hanno confermato per tutti i giorni della settimana. E con dato statistico vengono più donne o uomini? Uomini. E l'età, così magari giusto per tracciare un primo bilancio, è l'età più giovani, più ragazzi? No, vengono più persone, diciamo, sopra gli ultra cinquantenni infatti speriamo di riuscire ad ampliare la campagna anche nelle persone più giovani.